va mai perché così prima. Non la capisco, me lo dica in italiano. Ma noi altri siamo a casa nostra, parliamo il dialetto così che insegniamo il papà e mia mamma. Momenti di gloria per il venetismo all'indomani del cosiddetto referendum che già si sospetta gonfiato ad arte e che, in tempi di crisi e di odio per la casta, ha fatto però presa su molti. Ha votato referendum? Sì. E ha votato cosa? Indipendenza. I ladroni vota, i ladroni, guarda qua. Chi sono i ladroni? Cominciando dal capo qua. Ma ci credete in questo referendum? Sì. Cioè lei pensa che adesso il Veneto sia una repubblica? Io sì. Vero o falso che sia, questo referendum un effetto l'ha certamente avuto, quello di mettere il vento in poppa ai movimenti indipendentisti. Come diventa indipendente il Veneto? Non sono possibili le scorciatoie, alcune le abbiamo viste anche recentemente. Bisogna seguire una via politica perché il diritto di autodeterminazione è un diritto naturale, pre-politico e sovracostituzionale. Se i veneti lo vogliono, l'indipendenza è a portata di mano. Nel Veneto con l'indipendenza a portata di mano basta spostarsi da Noale, in provincia di Venezia, all'Università di Padova per trovare il parere opposto. La Costituzione è chiarissima, l'Italia è una e indivisibile. Se il Consiglio regionale del Veneto approvasse una legge sul referendum consultivo, il giorno dopo, secondo me, Napolitano scioglie il Consiglio regionale del Veneto, perché sarebbe un atto di grave violazione della Costituzione. Eppure, precisa Antonini, l'insofferenza del Veneto per Roma è comprensibile. La spesa complessiva dello Stato in Veneto è circa 40 miliardi, le imposte che si pagano sono 60 miliardi, 20 miliardi il Veneto li dà al resto d'Italia. Ma li dà non per uno Stato che riproduce servizi in modo efficiente, li dà spesso per sprechi. Gli sprechi di Roma sono il cruccio di tutti i veneti, anche di chi è contrario all'indipendenza. Qui, risolvendo il problema delle tasse e della spesa pubblica, nessuno si sognerebbe chissà che cosa. Quello che mi stupisce è che la carenza di idee di molti colleghi li porti a inseguire questo referendum sperando di raccogliere anche l'ultimo voto. All'Imbrunire a Treviso, il luogo in cui la settimana scorsa ha dichiarato l'indipendenza del Veneto, incontriamo un gongolante Gianluca Busato. La Repubblica Veneta sta crescendo, è risorta e ora stiamo praticamente mettendo a punto tutta una serie di attività, a cominciare ovviamente dall'obiettivo del trattenimento delle risorse fiscali del Veneto nel nostro territorio. Ride anche lei? No, rido, ma non per me, perché sto pensando a chi magari dovrà andare a trovarsi un lavoro. Alle prossime elezioni fate una lista? Ma lo decideremo, c'è un dibattito in corso e vedremo quale sarà la scelta. A quanto si dice da queste parti però la scelta è già stata fatta e alle prossime elezioni Busato una lista la farà e a 120 km da Treviso raggiungiamo un piccolo paese della provincia di Verona in cui stasera si parla di indipendenza. Allora, Noi Veneto è il vostro simbolo, voi vi candidate? Sì, questo è il simbolo che rappresenta tutti i movimenti indipendentisti del Veneto che sono dopo 40 anni di divisioni, di baruffe, si sono uniti. Veneti indipendenti e lei, Veneto Stato. Antonio Guadagnini, ecco Antonio, salve. Stefano Valdegamberi, Futuro Popolare, buonasera. Lei non è l'unico non leghista. Mai stato leghista. Comencini, ex leghista, ex segretario della Lega Veneta, poi se n'è andato. Anzi no, l'hanno espulsa, l'hanno cacciata. Beh, io sono stato espulso per aver commesso un delitto di lesa maestà criticando la Padania che per me non esiste, esiste invece il Veneto, una repubblica indipendente per 1000 anni e che noi vogliamo ripristinare. Cartello 10, mi fate vedere.